Buongiorno, buongiorno in diretta con Focus TG. Vediamo due notizie di cui ci occuperemo in questa edizione. Un dramma a Galzignano Terme, un anziano che è morto nell'incendio nella sua abitazione, l'allarme lanciato dai parenti che hanno tentato di salvarlo, l'ipotesi di una scintilla partita dalla stufa, questo è il titolo del Gazzettino, e poi l'altra vicenda è quella dei sub, la strage dei sub alle Maldive. Un padovano tra le vittime, Gianluca, muore durante l'immersione, aveva trasformato la sua passione in lavoro. La mamma parla di un dolore straziante. Adesso andiamo a Possagno per quello che sembrava un vero e proprio giallo, la scomparsa di un centauro, e poi si è capito alla fine che si è trattato di un falso allarme. Andiamo da Nancy Galdi e da Renzo Arigon per la parte tecnica. A te, Nancy. Sì, buongiorno direttore e buongiorno a tutti i telespettatori da Possagno. Sono proseguite per tutto il pomeriggio di ieri le ricerche di un motociclista segnalato come disperso in località Strada degli Alpini nel comune di Possagno. L'allarme è scattato verso le 16 in seguito a una chiamata automatica di emergenza proveniente dal sistema di sicurezza installato in una moto con targa tedesca. La segnalazione è stata inoltrata dal NUE di Varese al SUEM 118 di Treviso e poi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Le coordinate rimandavano a un'area particolarmente impervia dove c'è uno strapiombo, perciò si è pensato davvero al peggio, per poi scoprire che in realtà era tutto un falso allarme, non c'è nessun centauro disperso. Ci racconta che cosa è successo il sindaco di Possagno, Valerio Favero. Dunque, ci dica. Sì, intanto buongiorno a tutti. Fortunatamente non c'è nessun disperso, nel senso che ieri ci siamo sentiti anche con il comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso e abbiamo incrociato quelli che erano i dati che avevano in mano loro e quelle che erano le segnalazioni che erano arrivate a me. Nel senso che un cittadino di Possagno che era sul Monte Pallon, sul rifugio del Monte Pallon per un'attività con le scuole outdoor, scendendo con i ragazzi in auto ha incrociato due motociclisti e dopo averli incrociati, appena dopo, uno dei due ripartendo è scivolata leggermente la moto e la moto è caduta a terra. I ragazzi sono scesi dall'auto, hanno aiutato questo motociclista a rimettere in piedi la moto e a ripartire. Questo signore mi ha contattato ieri in serata dopo aver visto alcuni articoli online che parlavano appunto di un motociclista disperso. Con il comandante dei Vigili del Fuoco abbiamo incrociato appunto i dati. La posizione della chiamata era esattamente quella dove questo centauro era caduto a terra, ma da fermo in buona sostanza in strada. La nazionalità era appunto tedesca, perché mi avevano detto, il signore che li ha trovati mi ha detto che appunto erano di nazionalità tedesca, e la moto era il modello di cui mi ha parlato anche il signore. Quindi incrociati i dati abbiamo capito che fortunatamente non c'era nessun disperso, ma era l'allarme di questa moto caduta a terra, partito magari in maniera corretta, però poi non fermato, e quindi ha scatenato appunto tutta quella che è giustamente i soccorsi. Ecco sì, una disattenzione che è costata cara, perché effettivamente poi si sono messi subito all'opera i Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto, il Soccorso Alpino, ma anche gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e del SUEM 118. Sì, infatti la macchina dei soccorsi è partita in maniera tempestiva, come giusto fosse, perché se non ci sono segnalazioni che dicono il contrario, la zona è montana, la zona ha dei derupi, ha delle zone dove può essere che fosse caduto questo centauro, e quindi giustamente si è mossa tutta la macchina dei soccorsi in modo perfetto, in modo puntuale. Diciamo che fortunatamente non è successo niente, come si parlava poco fa, probabilmente è il caso che questi sistemi possano avere un modo per essere bloccati prima che parta tutta la macchina dei soccorsi, se effettivamente non ce n'è bisogno. Ecco, il motociclista adesso dovrà risarcire i costi dell'intervento? Ecco, questo non lo so, attualmente stanno cercando, hanno i riferimenti del modello della moto, del telaio della moto, adesso arriveranno anche a chi è il motociclista, ma non sappiamo di preciso se dovrà risarcire. Ecco, grazie al sindaco di Possagno e grazie a Renzo Rigona alla parte tecnica. Se non ci sono domande, direttore, da Possagno è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Nancy Galdi. Andiamo avanti con la cronaca giudiziaria. È stato
condannato all'ergastolo Andrea Favero, l'uomo che ha ucciso l'ex compagna Giada Zanola il 29 maggio del 24, lanciandola dal cavalcavia dopo averla stordita con dei farmaci e aveva inscenato un suicidio. I giudici però non hanno riconosciuto l'aggravante della premeditazione. Valentina Visentin. Per i giudici Andrea Favero il 29 maggio 2024 ha ucciso la compagna Giada Zanola stordendola con gli psicofarmaci e poi gettandola dal cavalcavia sopra la 4. Il delitto però non è stato premeditato. La condanna all'ergastolo per il 39enne di Vigonza ha escluso però l'aggravante della premeditazione. Prima di ucciderla, mentre la donna era sotto l'effetto delle benzodiazepine che lui stesso le aveva somministrato, Andrea Favero l'ha violentata approfittando della sua incapacità di opporre resistenza. Il verdetto della Corte d'Assise del Tribunale di Padova arriva dopo 4 ore di Camera di Consiglio. Per la famiglia di Giada Zanola la lettura della sentenza ha riconosciuto un po' di giustizia. Queste le parole di Papagino, che preferisce non farsi riprendere. Il massimo della pena non si poteva pretendere di più. Adesso vedremo il prossimo anno in appello, non sarà l'appello. Per adesso è andata bene. Un po' di giustizia per Giada. Molta. Finalmente può riposare in pace. Anche la sorella Federica, nonostante il grande dolore, è soddisfatta del verdetto. Dobbiamo andare avanti, che lei comunque non torna. Non è un momento di gioia di sicuro. E che quindi adesso qualcuno ci ha detto cosa potrebbe essere successo. Il pubblico ministero Paola Mossa aveva chiesto per Favero l'ergastolo per omicidio volontario premeditato aggravato dal legame affettivo, nonostante la coppia fosse in fase di separazione. Il movente Favero non accettava la fine della relazione e aveva pianificato di uccidere Giada. I giudici però non hanno riconosciuto la premeditazione, ma hanno comunque stabilito il massimo della pena. Credo nella giustizia, ha detto il 39enne prima di conoscere la decisione del giudice. La difesa di Favero aveva provato a smontare la ricostruzione puntando sul dosaggio del farmaco che l'uomo avrebbe somministrato a Giada. Ora gli avvocati attendono le motivazioni della sentenza per poi fare ricorso in appello. L'abbiamo messa in conto come possibilità, però più che mai ero convinto delle buone ragioni che abbiamo esposto nella nostra discussione, che è proprio tecnicamente, scientificamente impossibile che i fatti si fossero verificati come contestato. Ho molta curiosità di vedere come la Corte giustificherà la sua decisione. Andrea Favero dovrà anche risarcire di 300.000 euro il figlio avuto da Giada Zanola e in totale 150.000 euro ai familiari di Giada. Grazie Valentina Visentina. Adesso andiamo in diretta a Galzignano Terme, una tragedia nell'abitazione di un anziano che è morto tra le fiamme. Pare che sia stata una scintilla uscita dalla stufa a fare sprigionare l'incendio. Andiamo da Marta Zatta con Federico Cibotto, il nostro operatore. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, la tragedia è avvenuta proprio in via Meneghello 1, proprio dove ci troviamo in questo momento a Galzignano Terme. Alle nostre spalle la casa, l'abitazione dell'86enne Francesco Martin, la vittima che questa mattina ha perso la vita tra le fiamme dell'abitazione. Come potete vedere dalle immagini di Federico Cibotto ci sono ancora i segni del fumo sul muro, abitazione dove appunto vivono anche i familiari dell'86enne. L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto alle 8:30, appunto dopo l'incendio. La squadra intervenuta è quella del distaccamento di Abano Terme, che ha appunto completato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del locale interessato dall'incendio. Inizialmente, almeno dalle prime ricostruzioni, proprio i familiari avrebbero tentato di spegnere, di domare le fiamme, di estrarre l'86enne senza però riuscirci, e purtroppo quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il SUEM ormai per l'uomo era già troppo tardi. Un 86enne Francesco Martin, molto noto nella zona di Galzignano Terme, perché appunto proprietario assieme al fratello di un'azienda di vivai. Sul posto anche i carabinieri e il personale, come abbiamo detto, del SUEM 118
2018. Tra le ipotesi, almeno al vaglio al momento, ma si tratta chiaramente di ipotesi, sembrerebbe nato tutto quanto da una scintilla che avrebbe provocato l'incendio, poiché l'uomo in teoria si stava scaldando accendendo una stufa a legno, vedendo anche l'abbassamento delle temperature di questi giorni. Al momento, ripeto, sono solo ipotesi. Noi abbiamo anche provato a parlare con i familiari della vittima, che però giustamente al momento si sono chiusi nel dolore. Questo sono i primi dettagli di questa tragedia di Galzignano Terme. Per il momento proprio da via Meneghelli è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie ai nostri inviati. Vediamo adesso lo shock a Padova per la morte di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo scomparso insieme ad altri turisti italiani durante un'immersione alle Maldive. Sono 5 le vittime. Oggi iniziano le operazioni di recupero dei corpi, perché soltanto una delle vittime è stata ritrovata. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla tragedia per capire che cosa possa avere determinato questa strage. Dovrebbero iniziare in giornata le operazioni di recupero dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si attende un miglioramento delle condizioni meteo, ma le imbarcazioni della Guardia Costiera maldiviana con i sommozzatori a bordo sono già giunti sul luogo della tragedia. Tra le 5 vittime italiane c'è anche il padovano Gianluca Benedetti, 44 anni, istruttore subacqueo e capobarca. Aveva lasciato il posto fisso in banca per inseguire il suo grande sogno, il mare. Dal 2017 le Maldive erano diventate la sua casa per 7 anni, con una breve parentesi in Indonesia. Qui a Padova, in via Facciolati, abita ancora la mamma Paola, raggiunta ieri dalla terribile notizia. Nella foto del sito del tour operator lo si vede sorridente in barca. Insieme al 44enne padovano sono morte altre 4 persone, una docente di ecologia dell'Università di Genova insieme alla figlia 23enne, una ricercatrice torinese di Poerino e un altro istruttore subacqueo di Novara. L'equipaggio stava esplorando le grotte subacquee dell'atollo Vavu a 50 metri di profondità. Si erano tuffati dalla safari boat Duke of York, ma non sono più risaliti. Cosa sia accaduto resta un mistero. All'origine della strage degli italiani potrebbe esserci stato un problema alla miscela di ossigeno delle bombole, oppure il maltempo e il cambiamento delle correnti che potrebbe aver disorientato i sub. L'ambasciatore italiano a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato nelle scorse ore a Malé, dove incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale. Tra i sommozzatori che inizieranno le ricerche c'è anche un esperto italiano che ha già collaborato con le autorità. Lo ha riferito la Farnesina in una nota. La prima immersione sarà volta a esplorare i punti di accesso della grotta. E veniamo ai furti. È sempre una pagina purtroppo ricca di episodi di furti in abitazioni e quant'altro. Rivediamo quanto è successo a Mogliano Veneto, in via Magenta, dove 2 o forse 3 malviventi si sono introdotti in una villetta mentre all'interno c'erano i proprietari, una coppia di anziani che è molto conosciuta nella zona. Vediamo. Sono entrati nel cuore della notte in silenzio mentre i proprietari erano ancora dentro casa. Attimi di puro terrore in via Magenta, nella zona ovest di Mogliano Veneto, dove una banda composta da 2 o forse 3 malviventi ha preso di mira la villetta della famiglia Bovolato, dove vivono i 2 anziani coniugi. Voi eravate in casa allora? Certo. E non avete sentito niente? Nulla. Il furto è avvenuto attorno alle 22. I ladri hanno utilizzato la cosiddetta tecnica del buco sulla finestra, un foro praticato sugli infissi per riuscire ad aprire la serratura senza fare rumore e senza attirare l'attenzione. Una volta dentro, i malviventi si sono mossi con estrema cautela, hanno rovistato nelle camere da letto, nei mobili e negli armadi, mettendo completamente a soqquadro parte dell'abitazione. Risparmiate soltanto la cucina e il salotto, dove in quel momento si trovavano separatamente i 2 anziani coniugi. Io ero in cucina, mio marito in salotto, ma hanno passato tutte le stanze e noi non ci siamo visti niente. Per fortuna che mi sono trattenuta ad andare a letto quella mezz'ora che loro sono passati, ma non ho sentito nulla. Hanno passato tutte le 10 stanze. Madonna mega protetto, perché veramente avrei avuto un shock che adesso salire in ospedale al neuro, perché guarda, sono tutto tremante, mi dispiace, mi sono soccaffata. Mi dispiace tanto signora, mi dispiace tanto per quello che le è accaduto. Quanti anni avete voi? È passata l'80.
Solo il caso ha evitato il peggio, vittime e ladri infatti non si sono mai incrociati faccia a faccia, un dettaglio che oggi viene visto come una vera fortuna considerando la tensione e la paura vissute dalla coppia. I malviventi sono riusciti a fuggire portando via denaro e altri oggetti di valore, facendo perdere rapidamente le proprie tracce nel buio della sera. La donna, ancora profondamente scossa dall'accaduto, non ha voluto mostrarsi alle telecamere, ma ha accettato di rispondere ad alcune domande dal citofono. La paura è ancora fortissima. Non sono in grado di parlare, sono tutta scombussolata. Avete subito uno shock? Per forza. La famiglia, tra l'altro, non sarebbe nuova a episodi del genere, in passato avrebbe già subito altri furti. È la prima volta che vengono? No, la seconda volta, anche l'altro anno, a agosto. Non se ne può più ormai? Ah sì, poi potevo anche aspettarmela, ma sono sempre ottimista perché un mese fa hanno tagliato la rete di recinzione nella parte dietro del campo. Immediata la denuncia ai carabinieri, gli investigatori stanno ora cercando elementi utili per risalire ai responsabili. Servizio di Nicola Marcato e torniamo anche sul purtroppo il terribile incontro tra una 63enne Anna Zanchetta e un bandito che era entrato in casa sua. Risentiamo l'intervista a una donna fortemente provata che si era sentita male ed era stata portata al pronto soccorso. Ti cade proprio addosso perché poi fra l'altro vivendo da sola la paura è tanta, però mi devo abituare. Sicuramente. Le lacrime agli occhi, la voce rotta dalla paura, l'angoscia di non sentirsi più sicura a casa sua. Anna Zanchetta vive in via Molino 20 a Mareno di Piave da ben 38 anni e mai si sarebbe immaginata di trovarsi faccia a faccia con un ladro. L'incubo è iniziato alle 8:32 di ieri mattina, quando un malvivente ha tentato di entrare dentro la sua abitazione. Io ero in stanza da letto, ho sentito l'allarme suonare e poi anche battere dei colpi molto forti che provenivano dal salotto e lì mi sono fatta forza, mi sono alzata e ho visto questo signore dal balcone del salotto che lo aveva già ormai scassato e lo stava ancora tirando verso di lui per aprire meglio, per entrare, bastava solamente fare un foro nella finestra e lui era già dentro e io lì ho mollato un urlo dicendo chi è e lui con la mano mi ha anche fra l'altro come salutato dicendomi tranquilla. Un uomo alto quasi 2 metri, pelle chiara e un berretto nero in testa. Questo l'identikit fornito da Anna ai carabinieri intervenuti sul posto. Dallo spavento la 63enne si è sentita male tanto da dover essere accompagnata al pronto soccorso. Ho chiamato i carabinieri, poi io mi sono sentita male, non riuscivo a respirare e poi mi tremavano, avevo formicolio alla bocca, non riuscivo ad aprirla. Lì hanno chiamato l'ambulanza e mi hanno portato via in ambulanza. Avevo la pressione molto alta, a 190, e ho fatto vari elettrocardiogramma, un TAC, esami del sangue e purtroppo c'è stato sto gran spavento che mi ha scombussolato tutta. Via Molino non è però nuova a episodi del genere. Una vicina ci racconta che solo nel suo appartamento i ladri hanno fatto irruzione per ben 4 volte. Ora quel che resta di tutta questa brutta storia, oltre alla paura di non sentirsi più al sicuro, c'è anche la rabbia di essere stati violati in quello che dovrebbe essere il proprio posto, casa. Mi è rimasta quella voglia di rivendicarmi, ma non ce la posso fare, purtroppo sono una donna e non riuscirò mai a vendicarmi di queste persone. Spero solo che non mi arrivino più. E grossi danni alla polisportiva Terraglio a Mestre a causa dell'ennesimo furto, i danni che riguardano non solo il materiale rubato ma anche dal vandalismo degli stessi delinquenti. Un gruppo di malviventi è entrato dentro il nostro impianto, ha devastato la nostra sede, luogo di cura, dove moltissimi disabili ogni giorno vengono a riabilitarsi. Danni ingenti, hanno devastato le cassaforti, stiamo ancora quantificando quanto effettivamente ci è stato sottratto e i danni a tutte le strutture. Siamo veramente esterrefatti, se non disperati, perché per l'ennesima volta siamo sotto attacco di una criminalità che non guarda in faccia
successo nulla e nessuno, neanche luoghi dove comunemente la gente viene a curarsi. È il terzo colpo in 3 mesi che subisce la sede della Polisportiva Terraglio e di Fisiosport a Mestre. L'allarme è suonato a 00:28, ma è stato disattivato con uno strumento apposito e i malviventi hanno potuto agire indisturbati, devastando quanto più possibile. Sono entrati dalla porta secondaria del parcheggio retrostante, poi hanno preso di mira l'ufficio di presidenza, la segreteria, il front office, il bar. Sono stati divelti gli impianti elettrici e sradicate 3 videocamere di sorveglianza, oltre al furto di denaro in via di quantificazione. L'amarezza è tanta. Essere sotto attacco di una delinquenza che non guarda in faccia a nessuno ci dà veramente un forte senso di disagio. Un appello alla giustizia perché tutto questo possa essere non derubricato come danni o come reati secondari, ma ci sia l'aggravante del luogo dove vengono perpetrati. Un luogo non solo di sport, ma un punto di riferimento essenziale per le persone con disabilità. Lo stesso luogo dove Bebe Vio trovò la forza per affrontare la sfida di tornare ad allenarsi. Servizio di Ilaria Marchiori. A Bassano del Grappa la violenta rapina ai danni di un supermercato, la Lidi, via Cellini. I ladri, i rapinatori hanno assaltato il supermercato e poi nella fuga hanno colpito al volto un addetto alla sicurezza. Prima rubano al supermercato, poi tentano di scappare, nella fuga feriscono un addetto alla sicurezza. È successo in via Cellini, a Bassano, al supermercato Ali. Protagonisti 3 giovani, 2 ragazzi di origine marocchina di 23 e 19 anni, residenti tra il trevigiano e il veneziano, e una 18enne italiana. I 3 sono stati notati mentre si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali dell'area vendita e nascondevano della merce all'interno di uno zaino. Usciti dal supermercato senza pagare, si sono trovati davanti il vigilante che li aspettava nel piazzale per fermarli e verificare il contenuto della sacca. È a questo punto che la situazione degenera. Il 19enne si allontana velocemente, mentre il 23enne, secondo la ricostruzione dei militari, tenta di liberarsi mordendo il braccio dell'uomo e costringendolo a lasciare la presa. Ne nasce un inseguimento a piedi, durante il quale il 23enne colpisce con un pugno l'addetto alla sicurezza, ferendolo al volto. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno individuato la ragazza italiana e successivamente anche il 23enne marocchino. Le indagini hanno permesso poi di identificare anche il terzo giovane fuggito con la merce sottratta. I 2 ragazzi dovranno rispondere dell'accusa di rapina aggravata. La 18enne invece, pur essendo presente, è risultata estranea ai fatti. Allora vediamo dai giornali, questo è il Corriere delle Alpi, veramente una vicenda incredibile, dati rubati e venduti alle agenzie investigative. Così 2 direttori delle poste rubavano dati dei VIP per 200 euro. Nell'inchiesta su presunti accessi alle banche dati sarebbero stati spiati imprenditori, manager e personaggi noti del nord-est, tra loro dirigenti di aziende farmaceutiche e del settore degli assicurativi. Vediamo su questo un servizio di Tiziana Bolognani. Ci sono i direttori degli uffici postali di Sedico, Luca Senatore, 56 anni, di Belluno, e di Vas Sette Ville, Sara Zanivan, 52 anni, di Feltre, nell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sulla vendita di dati personali estrapolati illecitamente dalle banche dati dello Stato. Entrambi sono indagati e la misura è l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Nei loro confronti è già stato emesso il decreto che impone la restituzione delle somme indebitamente percepite per la presunta monetizzazione degli accessi al sistema Punto Fisco, poco più di 9.000 euro per Senatore, 4.150 euro per Zanivan. Entrambi i funzionari sono già stati sospesi dal loro incarico. L'indagine, coordinata dalla DDA di Napoli e condotta dalla squadra mobile partenopea, ha portato a 29 misure cautelari su 85 indagati. Al centro una presunta organizzazione composta da investigatori privati, funzionari pubblici e appartenenti alle forze dell'ordine, accusati di vendere informazioni
informazioni riservate a società di investigazione e recupero crediti in tutta Italia. Secondo gli investigatori, i dati venivano estratti illegalmente dalle piattaforme del Ministero dell'Interno, dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e di Poste Italiane. Le interrogazioni abusive alla banca dati SDI sarebbero state pagate fino a 25 euro ciascuna, mentre le visure INPS costavano dai 6 agli 11 euro. La Procura di Napoli parla di migliaia di accessi illeciti e di un archivio clandestino con oltre 1 milione di dati. Dati che presumibilmente servivano anche a ricatti, a tentativi di estorsione o anche a peggio, fino magari a rapine, a furti nelle abitazioni, una volta che costoro sapevano se si trattava di persone che appunto avevano patrimonio importante e quindi da tenere sotto attenzione. Vediamo, a proposito di furti e microcriminalità, ad Altavilla Vicentina è stato avviato il primo gruppo di volontari del controllo di vicinato che ha appena terminato il corso di formazione. La zona Perara sarà la prima sotto sorveglianza attiva dei residenti che opereranno in stretto collegamento con la polizia locale. A parlarci del progetto il sindaco Rossella Zatton, ci sono anche Daniele Garvini e ovviamente il nostro operatore Simone Squarcina. A te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Confermo, infatti siamo ad Altavilla Vicentina, parliamo di controllo di vicinato, come oltre al sindaco Rossella Zatton che hai annunciato. Buongiorno. Buongiorno. C'è anche l'assessore Silvia Burò che si è occupata proprio tecnicamente del bilancio e tra un po', buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, che si è occupata proprio nel dettaglio di quella che è la parte operativa. Innanzitutto diciamo che era molto attesa questa iniziativa proprio perché c'è stata tutta una preparazione nel tempo e soprattutto la cittadinanza ha risposto con tanta sensibilità e si è offerta. Ecco, ci dice meglio il sindaco di quanto era atteso questo momento. Sì, allora quando diciamo che ci siamo spesi anche in campagna elettorale, ma comunque era un servizio molto richiesto e molto ben visto dai cittadini, nonché dal comando di polizia che comunque può avere un supporto valido nei confronti di questo tipo di attività. Noi ci siamo attivati praticamente quasi subito, partendo da inizio gennaio del 2025, proprio per sensibilizzare ulteriormente la popolazione e facendo capire in che cosa consisteva questo servizio. A seguire poi abbiamo raccolto tutte le adesioni e mandato tutto in prefettura fin tanto che non è stato dato l'ok appunto a marzo di quest'anno per partire con effettivamente il controllo di vicinato. Tradotto, allora dicevamo prima a livello operativo, avete già cominciato a installare i cartelli, come sta rispondendo la popolazione? Avevate soprattutto problemi ricorrenti e com'era la situazione criminalità qui? Esatto, infatti facciamo un punto antecedente. Abbiamo iniziato su indicazione della prefettura il progetto in una zona ben definita che è il quartiere nostro della Perara e l'identificazione di questa zona è stata fatta grazie a un tavolo tecnico con il comandante della polizia locale e il comandante della stazione dei carabinieri proprio in forza di quella che era la zona, il quartiere maggiormente colpito dai cosiddetti reati predatori, che sostanzialmente sono quelli che questo tipo di strumento di sicurezza partecipata, questa forma di cittadinanza attiva dovrebbe aiutare a prevenire. Come diceva il sindaco, il controllo di vicinato a seguito dell'autorizzazione in nulla osta della prefettura ha visto preliminarmente un corso di formazione per i 20 cittadini che hanno aderito al progetto. Si tratta appunto di un corso di formazione dove sostanzialmente vengono attenzionati rispetto a quelle situazioni anomale che devono a loro volta segnalare alle autorità preposte che poi faranno i dovuti controlli ed interventi. Ecco. Questa era, poi oltre ai 20 volontari ci sono anche i responsabili di via e i vice coordinatori che si interfacceranno con la polizia su uno stretto contatto. Ecco.
funziona bene, soprattutto accennava prima l'assessore, di che tipologia di reati si tratta, ma si trattava fino adesso, truffe oppure furti veri e propri, e soprattutto voi ci credete, state già preparando il prossimo corso, vero? Sì, esatto. Allora, la partenza di un'altra zona partirà appunto con la fine dell'estate, con una sensibilizzazione appunto della zona stessa e la raccolta di nuovo delle adesioni, per poi ripartire con l'iter e i corsi di formazione. Quello che è importante è che le truffe principali sono anche, non lo so, il vedere qualcuno che si aggira in modo losco e quindi fare segnalazione, il fatto di vedere qualcuno dentro casa e capire che c'è qualcosa che non va. Ecco, questi sono tutti piccoli indizi che sicuramente la polizia locale può servire. Il coordinatore si interfaccerà direttamente con il comando di polizia, poi c'è un vice e c'è il gruppo di volontari. Con questo concludiamo anche con un appello, vero? Esatto, allora io credo che sia importantissimo questo servizio, possa essere molto utile a tutti i cittadini, quindi mi auguro che nel prossimo incontro saremo tanti e numerosi proprio per sostenere comunque Altavilla e dare questo senso di continuità. Intanto ringraziamo il sindaco, intanto buon lavoro. Grazie saremo presenti, e anche l'assessore, grazie. Grazie a voi. Ecco, per il momento è tutto. Direttore, se non hai domande restituisco la linea. Benissimo, grazie Daniele, grazie. Grazie a te Simone Squarcina. Vediamo una brutta storia di violenza e di maltrattamenti. La vittima è un bambino di appena 13 anni, costretto a lavorare in una stalla e picchiato dal padre. I genitori sono a processo. Prima di andare a scuola era costretto a lavorare nella stalla, poi prendeva lo zainetto e andava a seguire le lezioni alle medie del paese. Un bambino che sorrideva poco, fino a quando l'insegnante di sostegno che lo seguiva gli ha chiesto cosa avrebbe fatto per la festa del papà. Ed è qui che è iniziata ad emergere la terribile verità. Mio papà è cattivo e mi picchia sempre, avrebbe detto il tredicenne. Così sono scattate le segnalazioni da parte della scuola. Il piccolo è stato sentito in audizione protetta. Gli investigatori hanno fatto il resto. Immediatamente sono scattate le indagini da parte dei carabinieri. Intercettazioni audio e video che hanno disegnato una realtà di violenza e maltrattamenti. I fatti sono avvenuti lo scorso anno in un comune dell'Intera Trevigiano. Ora è iniziato il processo a carico dei genitori che devono rispondere dell'accusa di maltrattamenti familiari. Il tredicenne è stato invece allontanato dai genitori ed accolto in una comunità protetta. In aula è stato spiegato che il bambino adesso è sereno e contento. A far scattare il blitz una delle intercettazioni dove l'uomo stava picchiando il figlio che piangeva disperato. Ma questo è stato solo l'ultimo episodio di una lunga serie. A volte il ragazzino veniva colpito anche con una cinghia per studiare. Non aveva tempo, doveva accudire gli animali, pulire la stalla, prima e dopo la scuola. Il tredicenne ha 3 fratelli, uno più piccolo che sta con la mamma e 2 più grandi che lavorano nell'attività di famiglia. Il processo a carico dei genitori è stato aggiornato al 15 ottobre prossimo, giorno in cui potrebbe essere letta la sentenza. Servizio di Daniela Sizia. Adesso parliamo del maltempo. Tra l'altro ci sono i passi dolomitici in parte chiusi perché per abbondanti nevicate. C'è stato, come sapete, ci sono state ondate di maltempo anche e soprattutto nella Marca Trevigiana con grossi danni a Villorba. Andiamo in diretta da Cristian Arboet. Sì, direttore, buongiorno. Villorba, così come buona parte del Veneto senza pace, continua a piovere. Soltanto lunedì una tromba d'aria si è abbattuta sul territorio comunale che continua a leccarsi le ferite. Nel pomeriggio scende nuovamente in campo la protezione civile, gli uomini e i mezzi della protezione civile. Siamo con Nicoletta Rizzetto ai magazzini comunali, qui con me il sindaco di Villorba Francesco Soligo e anche il vice sindaco di Villorba Alessandro Dussina, che è componente della protezione civile. Si scende nuovamente in campo con la protezione civile perché, il sindaco Soligo? Buongiorno a tutti. Si scende per fare un controllo totale del territorio laddove è avvenuta la tromba d'aria, parchi dove ci sono alberature importanti, ma soprattutto corsi d'acqua, per dare comunque un controllo a tutto il territorio. Ci sono centinaia di migliaia di euro di danni, fondamentalmente tra patrimonio pubblico e privato, quindi immagino bene la dichiarazione di stato di emergenza da parte del Presidente Stefani. Bene, appunto, la dichiarazione di stato d'emergenza. Noi la mattina stessa abbiamo aperto il COC e sì, stiamo contando i danni, siamo a circa 90.000 euro per quanto riguarda le strutture pubbliche e i parchi.
Grazie Sindaco Soligo, so che ha un appuntamento, la lascio andare, grazie davvero. Presidente Stefani, che ha appunto dichiarato lo stato di emergenza e che ieri si è recato nell'Alto Polesine a Fiesso Umbertiano per una tromba d'aria molto simile a quella che si è registrata proprio a Villorba lunedì scorso. Così è andata dunque a Fiesso Umbertiano. Eccole le impressionanti immagini del tornado che si è scagliato con estrema violenza su Fiesso Umbertiano, nell'Alto Polesine. Un vortice di vento e pioggia che ha sradicato alberi, pali della luce e divelto un tetto di una bifamiliare in via Traversagno. La forza devastante del vento, come si può vedere dalle immagini di Luca Tecchiato, è riuscita a sollevare il tetto, fortunatamente senza causare feriti. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, al lavoro senza sosta dal primo pomeriggio, per mettere in sicurezza l'area e aiutare l'abitazione colpita. Immagini che mettono i brividi e che hanno creato non poco panico tra chi abita nelle vicinanze. Nei prossimi giorni i tecnici procederanno a mappare la larghezza e la continuità del corridoio di distruzione lasciato dal passaggio della tromba d'aria, oltre a quantificare l'entità dei danni. Sul posto è intervenuto anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, che proprio nelle scorse ore aveva dichiarato lo stato di emergenza regionale a seguito dell'ondata di maltempo che aveva colpito anche Verona, Treviso, Vicenza e Venezia negli ultimi giorni. Abbiamo aperto anche con tutti gli strumenti necessari la dichiarazione dello stato di emergenza per quanto riguarda il nostro territorio. Tra l'altro oggi sarò a Rovigo in prima persona a verificare anche eventualmente i danni che si sono verificati. Restano ore di allerta, ovviamente noi siamo in costante collegamento con la Protezione Civile per verificare e monitorare, ovviamente speriamo che la situazione si possa risolvere al meglio. Ecco dunque una tromba d'aria devastante, fortunatamente localizzata, così come è stata localizzata la tromba d'aria che si è registrata qui a Villorba lunedì. Non un fatto raro, e qua sta il punto, vice sindaco Dussin. Sì, non un fatto raro, perché sembra che come linea sia una linea già colpita un anno fa, 2 anni fa, e quindi adesso effettivamente chiederemo una mappatura, un rilievo dei danni già avuti o di quello che è già accaduto negli anni scorsi, per capire effettivamente se c'è un qualcosa che sia che si possa ripetere, e quindi anche dal punto di vista manutenzioni fare delle prevenzioni su un qualcosa che magari abbiamo già idea che possa riaccadere. Chiaro che questi eventi sono sempre un po' strani, un po' rari, ma 2 indizi potrebbero già fare una prova, quindi capiremo meglio cosa dobbiamo fare su questa linea. Quindi chiederete approfondimenti ad ARPAV, immagino poi se necessario il CNR, comunque a tutti gli enti preposti. Assolutamente sì, tutti coloro i quali hanno competenza in materia, che possano darci delle informazioni, sarà ben utile per fare un tavolo e capire dove potremmo intervenire meglio. Chiaramente il territorio va monitorato tutto, ma se ci sono degli indizi è meglio che li teniamo da conto. Il territorio va monitorato tutto, per questo oggi pomeriggio lei stesso scenderà di nuovo in campo con gli uomini della protezione civile, così dunque a Villorba, ma abbiamo anche una fotografia di tutta la Marca trevigiana, dove prosegue la conta dei danni soprattutto tra campi e vigneti. E io, direttore, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea proponendovi il servizio di Nicola Marcato proprio sui danni in agricoltura. È il Trevigiano una delle aree più colpite dall'ondata di maltempo che da giorni sta attraversando la Marca. Grandine e raffiche di vento hanno danneggiato pesantemente soprattutto i vigneti, ma anche seminativi e colture orticoli. Abbiamo avuto nella prima ondata di lunedì la zona un po' a sud di Treviso, parliamo di San Biagio di Callalta e qualcosa verso il Monte Bellunese e quella zona lì. Poi la zona di Salgareda. Il giorno successivo la zona più importante che è stata colpita è quella, diciamo,
diciamo tra Ormelle e Fontanelle, quindi parliamo della zona nord di San Polo di Piave. In alcuni casi i temporali si sono abbattuti più volte sugli stessi appezzamenti nel giro di poche ore, aggravando ulteriormente la situazione in una fase delicata della stagione produttiva. Confindifesa ha già avviato i primi sopralluoghi tecnici nelle aziende agricole colpite per verificare l'entità dei danni. Ci sono appunto delle zone molto colpite, poi basta una strada, un argine, l'autostrada per delimitare una zona dove invece il danno si riduce drasticamente, quindi ci sono degli epicentri e poi ci sono delle zone in cui la grandine sembra aver perso vigore e poi ritorna a colpire. Quindi questo dà il classico problema macchia di leopardo, che non ci consente di dire in tutto quel comune la produzione è zero, ma in quel comune ci sono 10 aziende con produzione zero, altre 50 aziende con produzione 50, eccetera. Quindi questa è una tipica, diciamo, formazione, no, legata a un danno a celle temporalesche molto intense, ma fortunatamente spesso anche molto concentrate. Resta alta l'attenzione sull'evoluzione del meteo. Secondo le previsioni, infatti, il rischio di nuovi temporali intensi proseguirà anche nelle prossime ore. Servizio di Nicola Marcato e grazie a Cristian Arboet e a Nicoletta Rizzetto per il collegamento da Villorba. Intanto guardate questa foto dal Corriere della Sera, neve su tutte le Dolomiti, imbiancati i passi alpini, torna l'obbligo di pneumatici invernali, colpo di coda dell'inverno con precipitazioni abbondanti sopra i 1400 metri, mezzi spargisale in azione, temperature sotto lo zero. Prendiamo la linea da Dobbia, siamo in comune di Staranzano dove ieri sera, anzi nel primo pomeriggio è stata flagellata tutta la zona che parte praticamente dal vicino confine, tra parentesi geografico, con la Bassa Friulana e si è scaricata poi nell'area del Monfalconese. Con Francesco Feruglio, che è il responsabile, referente della Coldiretti per quanto riguarda la sinistra Isonzo, possiamo fare subito con lei un po' una prima stima di quanto è emerso poi post grandinata, no? Soprattutto i danni. Possiamo vedere con Enzo Iannacone anche già qui, insomma, si vede già qualcosa di importante. Esatto, assolutamente. Ieri sera verso le 7 di sera è passato questo fronte che ha scaricato in circa 2 ore oltre 70 mm di acqua e 5 grandinate. E quelle 5 grandinate, qualcuna con l'acqua, qualcuna secca, dimensioni varie da mezzo centimetro fino a 2-3 centimetri ci sono state e hanno creato sicuramente grossi danni per l'agricoltura e per le nostre zone. Qua vediamo il mais che ha ricevuto una grossa batosta che in parte si riprenderà sicuramente se non ci saranno ulteriori grandinate nel proseguo dei prossimi mesi e giorni, però sicuramente le produzioni non saranno ottimali proprio perché la pianta comunque è stata danneggiata e quindi andrà a tutelarsi per produrre, ma non produrrà al 100%. Ecco, ricordiamo, come ha sottolineato lei, insomma, ci sono stati più passaggi per quanto riguarda il maltempo, tanto la stessa cellula temporalesca si è spostata in direzione sud-est in maniera molto lenta e questo ha provocato appunto tanta quantità d'acqua e soprattutto concentramento di grandine. Assolutamente sì, è arrivata ed è tornata indietro. Noi che abbiamo anche come azienda verso il Fiumicellese e l'Aquileiese abbiamo avuto anche noi danni grossi sulla frutta e sulla verdura, proprio perché da anche altre aziende tutta la zona di Cervignano, Aquileia fino a salendo dopo a San Pier di Sonzo, Turiacco e dopo scendendo per Ronchi, qua Monfalcone, Stranzano fino a Doberdò e zone di Trieste abbiamo avuto questa cella che ha fatto questa grandine che non si pensava neanche potesse fare, perché a maggio con 16-17 gradi non siamo abituati, forse è il primo caso che accade che noi ricordiamo sicuramente come azienda. Chiaro. Ecco, come giustamente ha ricordato lei, Feruglio, va detto che soltanto nei prossimi giorni si avranno i dettagli per quanto riguarda effettivamente l'entità dei danni, perché purtroppo quando arriva la grandine bisogna attendere qualche giorno per poi capire se la pianta, no, mi permetta il gergo tecnico, riparte oppure da abbattere in un certo senso. Esatto, no, sicuramente non andremo ad abbattere, si spera, perché siamo ancora in uno stadio fenologico abbastanza
prematuro, però sul vigneto si vede benissimo qua dietro di noi che ci sono stati dei danni sui cavi. Vedremo nelle prossime settimane e forse nei prossimi mesi che danno, quantificando il danno, che sicuramente saranno circa un 30% sicuro, se non a salire, ma quello vedremo dalle zone, e dopo soprattutto il problema sui cavi, sui tralci, le botte che ha ricevuto la grandine, quello che noi andremo a legare il prossimo anno, che danno grosso sarà. Quindi il problema si ripercuote non solo quest'anno, che può essere nelle culture come il mais che andremo a mietere verso settembre-ottobre, ma nei frutteti e nei vigneti dove le culture sono pluriennali il problema verrà riportato sicuramente nei prossimi anni e lo vedremo nei prossimi anni l'entità del danno. Bene, grazie al nostro ospite. Per il momento è tutto. Noi continuiamo il nostro tour a cavallo tra le province di Gorizia, Bassa Goriziana e Bassa Udinese per raccontarvi questa ondata di maltempo. Per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie molte Omar Costantini, il nostro inviato della nostra redazione di Udine. Adesso andiamo a Venezia in diretta da Filippo Fois e da Sandro Ponchio per la parte tecnica, perché gli studenti universitari protestano davanti a Ca' Farsetti, davanti al municipio di Venezia, al grido di Venezia non ce la possiamo permettere. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Venezia, non ce la possiamo permettere, ed è tra l'altro una richiesta d'aiuto che viene fatta non a caso a poco più di una settimana dalle elezioni comunali qui a Ca' Farsetti. Sono in compagnia di Iris Mioniche della Rete degli Studenti Medi, Angelica Morresi invece che dell'UDU, l'Unione degli Studenti Universitari. Morresi, non è difficile vivere a Venezia, cioè non ci si sta dentro con le spese? Sì, Venezia è molto cara oggettivamente per gli studenti e le studentesse, soprattutto se appunto ci troviamo a vivere fuori dalla nostra regione di provenienza, quindi gli affitti sono molto cari, i trasporti anche. Costa un appartamento, voi avete scritto tutto. Allora, un appartamento in residenza universitaria arriva a costare per le doppie oltre a volte i 1.000 euro e per le singole sopra i 600 euro, che sono prezzi folli, mentre se andiamo nel mercato privato invece lievitano, quindi sono situazioni molto difficili per gli studenti, soprattutto in un periodo in cui appunto abbiamo visto che le borse di studio non sempre sono una sicurezza. Poi anche un problema dei plessi scolastici. Esatto, è un problema vivere a Venezia anche per studentesse e studenti delle superiori, nel senso i plessi scolastici in questo momento non sono adeguati per fornire un'educazione sicura, tra edifici che crollano, edifici non a norma antisismica, infissi che non funzionano e che provocano infiltrazioni di acqua o addirittura la presenza di amianto in alcuni plessi scolastici. Quello che noi abbiamo chiesto in questa piattaforma e che chiediamo da anni alla Regione è di ristrutturare gli edifici scolastici che occupano le nostre studentesse e i nostri studenti e di utilizzare tutta quella parte di edifici sfitti che sono presenti in provincia e che non vengono utilizzati a nulla e adibirli a edifici scolastici in modo da ridurre anche il sovraffollamento delle classi. Per quello che riguarda il comune, poi voi avete detto a volte abbiamo il sospetto che si facciano più le cose per i turisti che per noi, turisti che rimangono fermi qui a Venezia per un paio di giorni piuttosto che noi che invece ci viviamo tutto l'anno. Sì, questo è appunto un problema che accomuna molto sia i residenti che gli studenti. Abbiamo visto che sono state introdotte delle misure come quelle del ticket di accesso, però continuano a non esserci misure invece proprio per gli studenti, come ad esempio un contratto a canoni concordato per studenti universitari come esiste in moltissime città italiane, e altre misure invece che vadano a limitare gli affitti brevi. In questo momento anche venire e andare a lezione è un sovraffollamento continuo, ci sono zone della città in cui non si può proprio passare. Voi avete una serie di richieste che possono essere firmate dai candidati, vero? Sì, esatto. Tutti i candidati possono sottoscrivere la piattaforma, lo possono fare mandando a noi una mail, gli è stata inviata per mail ad ogni singolo candidato, sia in consiglio comunale e ai candidati presidenti di municipalità. E poi tireremo le somme su chi ha aderito o meno. Per ora da Venezia vi restituiamo la linea. Grazie molto Filippo Fois e Sandro Ponchio, il nostro operatore. Vediamo la crisi Electrolux, il dramma per i lavoratori, perché l'azienda, questa multinazionale, ha chiesto 1.700 licenziamenti, mobilitazione negli stabilimenti di Susegana in Veneto e di Porcia in Friuli. Sentiamo Marta Marangon. È dura. Io è 25 anni che sono qua. Ho 60 anni e mi mancano 4 anni per dare pensione. Spera in qualche modo di poter continuare e finire la carriera qui? Spero, perché a 60 anni nessuno mi vuole. Poi dicono che basta aver voglia di lavorare, ma a questa età non è possibile.
preoccupazione, un po' di paura che chiuda per trovare lavoro, perché ho 57 anni, me ne mancano 12 e non si trova lavoro. Da quanto lavora qui lei? 30 anni. Speriamo bene che si riesca a trovare una soluzione al problema, perché per molti di noi è molto difficile. Prenda me, io ho 59 anni, se perdo sto lavoro sto rovinato. Da Porcia, dove è stata proclamata un'altra giornata di sciopero, le voci della disperazione dei lavoratori dopo l'annuncio shock di Electrolux, che prevede 1700 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento di Cerreto. Tra dipendenti e lavoratori dell'indotto sono migliaia le famiglie preoccupate. Tra le province di Treviso e Pordenone si spera che uno spiraglio arrivi dal tavolo nazionale convocato per il 25 maggio a Roma al Ministero per le Imprese ed il Made in Italy, tavolo che sarà preceduto lunedì prossimo da un incontro in regione al quale parteciperanno gli assessori di Veneto e Friuli Venezia Giulia e le parti sociali. A Susegana oggi giornata di assemblea per i lavoratori. I sindacati hanno quantificato in circa 200 gli esuberi per la sede veneta. Senza contare che ci sarà una ripercussione forte anche su chi lavora per noi all'interno della fabbrica, che non è un dipendente diretto, le signore della mensa, le signore delle pulizie, chi fa carico e scarico, le ditte esterne e le ditte che lavorano per noi, quindi è veramente un dramma. L'appello è sensibilizzare l'azienda a valutare il piano industriale che ci ha messo sul tavolo e comunque a vedere i lavoratori non come un costo ma come un investimento, perché siamo noi che produciamo quello che poi dà la ricchezza, ha dato la ricchezza all'azienda e anche al territorio. È preoccupante sì, anche perché ci aspettavamo, soprattutto i giovani, di avere un futuro e di crescere in questa azienda. E ritrovarsi così da un giorno all'altro non sicuri di essere tra quelli che rimarranno non è facile, ecco, una situazione un po' si spera in qualche miracolo. Intanto la carenza di componenti fondamentali per la produzione di frigoriferi, piani in vetro e cavi elettrici ha indotto la direzione dello stabilimento di Susegana a prevedere per lunedì 18 maggio una fermata completa della fabbrica per tutta la giornata. Sarà chiesta la cassa integrazione ordinaria. Servizio di Marta Marangon e oggi pomeriggio alle 15:45 Nicola Frattoianni incontra le lavoratrici e i lavoratori Electrolux. Oggi pomeriggio alle 15:45 presidio davanti alla sede Electrolux Susegana, via Foresto 16 appunto a Susegana, con la partecipazione di Frattoianni. E ieri anche il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani ha detto che nei prossimi giorni andrà ad incontrare i lavoratori. Io ho scelto di essere in prima persona con i lavoratori, andrò nei prossimi giorni allo stabilimento e soprattutto voglio a loro offrire i tavoli di crisi che la Regione mette a disposizione in casi come questo. È chiaro che poi la competenza è di carattere ministeriale, ma noi abbiamo a disposizione dei fondi di coesione, per esempio per quanto riguarda la riqualificazione del personale, l'apertura del tavolo di crisi a livello regionale, tra l'altro con dei tecnici insomma, che sono riconosciuti a livello nazionale. L'assessore Bitonci peraltro ha seguito le crisi aziendali al Ministero fino a qualche mese fa, prima di essere chiamato a fare l'assessore qui, e quindi abbiamo le competenze e gli strumenti per provare a dare delle risposte. E a proposito di imprese, c'è stata l'assemblea dei giovani imprenditori di Confindustria Veneto Est a Rovigo per parlare di innovazione, di risorse energetiche, con una proposta innovativa di un incubatore che coinvolge le principali realtà del territorio da realizzare proprio nella nostra regione. Francesco Rattae. Il Chilometro Verde è un luogo dove noi uniamo le più grandi aziende che ci sono in Veneto, le PMI, le banche, quindi la finanza, le start-up di diverso tipo, le imprese innovative, in un luogo unico, la politica ovviamente, in un luogo unico dove si può creare innovazione per tutto il territorio, dove il Veneto da un'economia mid-tech passa a diventare un'economia high-tech. E non deve essere per forza solo l'intelligenza artificiale, ci sono tante tecnologie di frontiera che noi potremo utilizzare e implementare nei nostri segmenti, perché non può essere generico, ma deve essere targetizzato per i segmenti più importanti del Veneto. Questa è la proposta lanciata dall'Assemblea a Rovigo del gruppo di giovani imprenditori di Confindustria Veneto
Taranto Est da parte del suo presidente Luigi Gorza. Un chilometro verde dove riunire tutti gli stakeholders del territorio per trasformare l'industria veneta, cambiarla e creare valore aggiunto in modo anche da trattenere i giovani talenti che troppe volte si vedono costretti a trasferirsi all'estero. Io credo che università e innovazione debbano dialogare con la politica e la politica debba dialogare con il mondo dell'impresa. I temi del welfare aziendale, i temi della previdenza integrativa, la sfida degli alloggi non solo ERP ma anche ERS e quindi social housing, sono le vere sfide che abbiamo davanti. Noi riusciremo a trattenere i giovani qui se saranno in grado di poter trovare alloggi a prezzi sostenibili, ad affitti calmierati, se avranno la possibilità ovviamente di avere un lavoro possibilmente anche magari innovativo, quindi di avere una forte attrazione da parte delle imprese innovative, se saremo in grado di offrire loro anche servizi dal punto di vista del welfare aziendale. Tema fondamentale per l'associazione di categoria degli industriali è il costo dell'energia, su cui chiedono un intervento rapido della politica. Sicuramente c'è il tema dell'energia nucleare e anche qui il tema del nucleare dovremmo essere consapevoli che prima o poi dovremmo affrontare questo tema, ma perché è un dato di fatto, qui ne va della nostra competitività di riuscire a rimanere al passo con gli altri paesi. Vediamo come Francia, che ha investito nel nucleare, e la Spagna ha investito moltissimo nelle rinnovabili, abbiano la possibilità di fornire l'energia che è un terzo, la metà del costo che le nostre imprese invece devono sostenere, e questo rende veramente un handicap gravissimo che va a agire sulla competitività delle nostre aziende. E lo shock energetico provocato dalle guerre in corso induce a aumentare la spinta verso le fonti rinnovabili e c'è una pioggia di impianti agrivoltaici in provincia di Vicenza, tanto per fare un esempio, ma non tutti sono ovviamente favorevoli. Impianti, progetti, richieste di costruzione di campi agrivoltaici spuntano alla chetichella qua e là come fiori di silicio nella bella campagna veneta. Lo spazio di manovra per i privati c'è ed è disciplinato da leggi e normative che sono già finite nel mirino di amministratori e politici. Quindi tutto lecito, tutto bene, tutto in regola. Peccato che a margine di questo mondo fatto di carte e commissioni ci sia un altro mondo, fatto di gente che vive e rende viva la campagna veneta. Gente che molto spesso, quasi sempre a dire il vero, non vuol saperne di impianti e di stese di pannelli nel cuore dell'agricoltura nostrana. Un esempio fresco fresco? Eccolo qui, arriva da Saviabona di Vicenza, dove è in ballo un impianto da 70.000 metri quadrati che ha portato a una vera rivolta di residenti. Il tema è sempre quello: tutto a posto, tutto lecito, ma chi vive nei dintorni dell'appezzamento interessato dall'intervento è fortemente critico per tutte le ricadute del caso. Esattamente quello che è successo e sta succedendo a Rosà, dove un privato vuole costruire un maxi impianto nelle campagne di Travettore. Il comune ha detto no, come pure le amministrazioni confinanti, i cittadini hanno detto no, associazioni, gruppi, esperti hanno detto no. E alla fine questa voce è arrivata in Consiglio regionale, dove il consigliere Roberto Marcato ha organizzato un'audizione nelle commissioni interessate che hanno ascoltato finalmente la voce del territorio. La promessa è di portare in aula il problema per cercare una soluzione, anche se i tempi sono piuttosto stretti. Un'altra strada è quella percorsa dalla gente di Eraclea, che contesta il progetto di un impianto e ha portato a Venezia una protesta con tanto di striscioni. Modi diversi di dire la stessa cosa, ovvero che dalla campagna deve arrivare solo il frutto della terra, lasciando all'agricoltura il proprio terreno fertile, letteralmente in questo caso. L'alternativa? Capannoni dismessi, aree degradate, tanto altro ancora. Di spazio, dice la campagna veneta, ce n'è per tutti. Servizio di Ferdinando Garavello, e a proposito di carovita, di carrello della spesa, c'è la morte delle botteghe e l'exploit dei grandi centri commerciali, dei grandi supermercati. Ne è stato aperto un altro a Treviso in Viale della Repubblica. Il 120° punto vendita a Lì Treviso.
Ha inaugurato in Viale della Repubblica il 120° negozio Ali, un punto vendita progettato secondo i criteri più moderni di efficienza e sostenibilità che darà lavoro a 35 nuovi addetti che entrano a far parte della grande famiglia Canella, imprenditori che da oltre 50 anni si dedicano al business dei supermercati. L'edificio utilizza materiali sostenibili e 1213 metri quadri di tavelle fotovoltaiche. Le pareti si dice che purifichino l'aria come 85 alberi, oltre a quelli piantati attorno all'edificio. Una festa preceduta dalle tante polemiche sull'apertura dell'1° supermercato. Fra poco arriverà anche la Conad, proprio di fronte ad Ali e Panorama, e sul consumo di suolo. Critiche che il Presidente ha affrontato rispondendo punto su punto. È vero che siamo l'1° supermercato, però noi facciamo il nostro lavoro fondamentalmente. Apriamo dove le istituzioni ci lasciano aprire, quindi non è che apriamo dove non si può. Facciamo tutto quello che possiamo per far sì che ci sia una vera sostenibilità. Cioè, veramente facciamo tante attività. Siamo la prima azienda in Italia che ha piantato 54.000 alberi veri nel proprio territorio, non in giro per il mondo. Quindi si possono andare anche a vedere. E questo non l'abbiamo fatto l'altro giorno, l'abbiamo fatto all'inizio degli anni 2000 perché avevamo pensato cosa potevamo fare per essere concreti nell'aiutare l'ambiente. Quanto alla concorrenza, la famiglia Canella ha rinunciato a fare causa alla Conad, come invece ha fatto il Panorama. Noi crediamo che il cliente abbia così la possibilità, intanto se c'è la concorrenza i prezzi si abbassano e questa è la prima cosa. E poi il cliente può decidere. Cioè nel senso noi abbiamo dei valori, la concorrenza ha degli altri valori, poi il cliente in base ai valori con cui si rispecchia maggiormente decide. L'intero investimento tra terreno e costruzione è stato di 10 milioni di euro. Prossimamente Ali aprirà anche a Mogliano in via Casoni, dove la famiglia sta restaurando l'ex essiccatoio. Servizio di Elena dal Forno, andiamo in pubblicità e poi avremo ancora uno degli 8 candidati a sindaco di Venezia, Giovanni Andrea Martini. State con noi, a tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG, vi dicevo... Giovanni Andrea Martini è uno dei candidati sindaci di Venezia alle prossime amministrative. Buongiorno Martini. Buongiorno, grazie molte. Martini è consigliere comunale, è in corso una campagna elettorale piuttosto infuocata. Ieri abbiamo visto all'MM9 c'è stato uno scontro tra diciamo, i due dei candidati, cioè Simone Venturini e Andrea Martella, uno scontro tra di loro, ma poi sono arrivati dei candidati che si sono sentiti esclusi a protestare, perché c'è stato un po' di... Come sta andando, a parte questo Martini, come sta andando la campagna elettorale? A parte questo sta andando bene, nel senso che è molto vivace, insomma sono... Su temi molto importanti finalmente si scoprono un po' le carte, credo che sia la cosa più importante, insomma, cioè il fatto che le varie liste, candidati eccetera possano confrontarsi, peccato che non ci sia un confronto vero a volte, come ieri è stato veramente poco simpatico e poco opportuno. Ecco, lei ci ha sostenuto da 2 liste, no? Sì, che sono Tutta la città insieme e ABC Bene Comune. Sono 2 liste che hanno viaggiato insieme per recuperare quello che è il gap rappresentato da una città insomma, che ha bisogno di tanto sia dell'ambiente sia della città e quindi insomma, abbiamo trovato un'osmosi in questo. Ecco, noi abbiamo titolato il programma della sinistra per Venezia, no? È giusto? Diciamo che è una coalizione civica, sì. Sicuramente non siamo di destra, sicuramente non andremo mai a braccetto con Venturini, sicuramente siamo l'anima è a sinistra. Insomma. Certo. Senta Martini, quali sono, diciamo, dovesse diventare sindaco, di cosa si occuperebbe? Quali sarebbero le priorità? Allora, la priorità assoluta è la residenza. La residenza è un tema fondamentale insomma, per questa città. La casa è il luogo dove si abita e il luogo dove crescono i rapporti tra persone e tra case e tra l'abitato, cioè nel senso la città vive se ci sono le case abitate. Purtroppo a Venezia sappiamo che ci sono 2500 case pubbliche
sfitte e per noi, secondo il nostro piano di fattibilità, possiamo in 5 anni restituirle ai cittadini. Abbiamo 8.000 appartamenti solo in centro storico dedicati e riservati al turismo, quindi occorre una regolamentazione dei fitti turistici, cosa che noi abbiamo presentato e che non può aspettare, è un'urgenza tale che il PD propone una moratoria di 2 anni e non si capisce perché bisogna aspettare 2 anni per un regolamento che si può fare oggi. Quindi insomma sono urgenze che vanno affrontate subito, sono necessità che la città ha e quindi riteniamo che sia importante questo come primo tema. Poi se vuole gliene incontro anche tutti gli altri. No, senz'altro. Adesso pensavo, si sapeva che gli affitti erano molto cari a Venezia, parliamo di Venezia centro storico, adesso anche Mestre infatti, non... Infatti il tema è proprio questo, il tema delle affittanze turistiche si sta allargando a Blob, anche a Mestre e al di là. Quindi il tema è proprio la creazione di vuoti, perché dove dimora, soggiorna un turista non è come dove soggiorna un residente, e quindi si creano quei vuoti che poi lasciano spazio al degrado e anche lasciano spazio al vuoto delle attività economiche, perché naturalmente un turismo così che occupa spazio, ricordo che l'unico dato utile che ci ha fornito il contributo accesso è conoscere che nei fine settimana noi abbiamo a Venezia, città d'acqua, 48.000 abitanti più o meno, abbiamo 56.000 turisti che si svegliano insieme a noi al mattino, quindi significa che ci sono molti più posti letto per turisti che non per residenti, e quindi è un tema assolutamente da affrontare e da affrontare in maniera energica, e terraferma sta allargandosi. Via Piave sembrerà strano, ma è piena di residenze turistiche, significa che è un grande business che occorre regolamentare, perché altrimenti si spopola anche la città di Mestre. Ecco, poi appunto si parla anche di riuscire a far tornare a Venezia il lavoro con le botteghe, perché in effetti abbiamo sentito prima gli studenti universitari davanti a Canfarsetti che avevano dei cartelli che dicevano Venezia non ce la possiamo permettere, no? Chi studia a Venezia francamente non può né trovare una casa a prezzi congrui né a Venezia né a Mestre, insomma, in sostanza. Noi abbiamo curato un libro con racconti molto belli di vari autori che si intitola Venezia non mi ama. È un libro provocatorio, nel senso che proprio Venezia non mi ama perché non mi dà la casa, perché non mi dà il lavoro, perché non mi dà la possibilità di viaggiare su mezzi di trasporto adeguati. E questo libro, che presenteremo anche fra qualche giorno, è un libro che racconta e che recupera quelle che sono le grandi problematiche legate al turismo, alla casa, ma legate anche alle scelte incredibili e incredibilmente dannose operate da questa amministrazione, che vede un assessore alla casa e un assessore al turismo, cioè i 2 temi fondamentali che sono andati a picco in questi anni, presentarsi come candidato sindaco è proprio una contraddizione in termini. Ecco. Senta, chiedo a tutti i candidati la questione della sicurezza, perché è un tasto dolente ed è un fattore che anche dal punto di vista elettorale è molto importante. Insomma, i cittadini sono spaventati, noi purtroppo diamo ogni giorno furti in abitazione, sono quelli denunciati, poi ci sono quelli non denunciati. A Venezia il problema dei borseggiatori, che cosa bisognerebbe fare a suo giudizio? Beh, intanto dobbiamo partire da un dato di partenza, cioè il fallimento di questa amministrazione. Questa amministrazione si era presentata come l'amministrazione che risolveva la sicurezza, anzi era il tema principale. Ecco. È fallito clamorosamente, il sindaco sceriffo ha dimostrato che non può far nulla e occorre invece ripartire dalle città, perché per noi insomma il tema fondamentale è sì il controllo, e un controllo non fatto come è fatto adesso, e quindi non un controllo centralizzato alla Smart Control Room che si è dimostrata inefficace, ma un controllo diffuso sul territorio, e quindi dei presidi di polizia urbana in ogni quartiere, in ogni sestiere, in modo che le persone si sentano anche tutelate, e si sentano anche sentano vicine anche le forze dell'ordine, e nella necessità il luogo dove andare a chiedere aiuto. Poi il tema però è quello di far rivivere la città, nel senso che una città viva tiene lontano anche il degrado, e quindi
per una città viva occorre appunto, come si diceva prima, residenza, occorre attività economiche. Pensiamo a Piazza Ferretto, per esempio, è una piazza che si sta svuotando di attività economiche e sta diventando un viale più che una piazza, perché è un luogo dove si passa, e quindi praticamente, per esempio, noi pensiamo che una piazza dell'artigianato, e cioè queste botteghe, questi luoghi di piccole attività che possono ospitare per esempio artigiani, potrebbe proprio essere una modalità per far rivivere un luogo che sta diventando accerchiato dal degrado, perché se pensiamo da una parte diciamo a Via Piave, dall'altra parte a Via Palazzo, dove le risse ultimamente si sprecano, diciamo che è proprio Mestre è diventata una città insicura, è diventata una città in cui le persone non stanno più bene, non viaggiano e non si spostano e non camminano serenamente, quindi è veramente un danno arrecato a questa città in questi anni veramente pesante. Senta, la polemica sulla moschea, la progettata moschea di Via Giustizia, c'è chi dice c'è libertà di culto, bisogna che possano avere la moschea i musulmani, altri dicono no perché per varie ragioni. Voi come... Allora, intanto è un falso problema, perché non si tratta di moschea, nessuno ha mai parlato di moschea, e strumentalizzare così certi temi è veramente dannoso e pericoloso. Centro di preghiera. Ecco, centro di culto. Cioè, se noi pensiamo a città d'Europa, Parigi, no? Parigi ha alle spalle dell'abside di Notre Dame ha il centro della cultura islamica più bello, cioè progettato un architetto come Nouvel, cioè un centro bellissimo, quindi luoghi dove le persone si possono ritrovare, luoghi anche dove possono esercitare il culto della loro religione, cioè non dovrebbero essere un problema se rispetto naturalmente tutti i criteri urbanistici, di sicurezza. Quindi questa crociata è veramente partita male, devo dire, da una parte e anche dall'altra, perché da una parte c'è stata una specie di esercito e dall'altra lo stesso, cioè insomma non deve essere una guerra, deve essere invece una capacità di comprendere le ragioni dell'uno, le ragioni dell'altro, e ricordo che in mezzo ci sta un problema fondamentale, che è Fincantieri, il sindaco deve andare a Fincantieri e dire scusa, ma tu ci porti qua tante persone, siamo contenti, però queste persone devono anche essere aiutate nel vivere adeguatamente in questa città e anche nel trasportarsi da un posto all'altro. Noi sappiamo che appunto anche i mezzi di trasporto hanno veramente delle situazioni difficili per uscita ed entrate degli operai, quindi sono tutte cose che chi decide di portare qui il lavoro deve anche gestire la vita di queste persone, aiutare la vita di queste persone. Tra l'altro sappiamo che Fincantieri da noi fa le grandi navi, in altri luoghi fa armi, quindi insomma cioè, è tutto un sistema che andrebbe un po', anzi, rivisto. Sull'overtourism, no, la città assediata dai turisti e l'introduzione del ticket d'ingresso, no? C'è chi dice che va aumentato, c'è chi dice che non serve, insomma, anche su questo. Allora, noi siamo andati alla sede della stampa estera a Roma, una volta che è stato annunciato il ticket, proprio per denunciare quella che è la narrazione dell'amministrazione, che il ticket d'accesso serviva per gestire i flussi turistici. Ecco, siamo andati a dire che non è vero, non gestisce niente, non ha gestito nulla, anzi il turismo e la massa turistica è aumentata, quindi diciamo il ticket d'accesso non serve a niente, serve una regolamentazione diversa. Serve una regolamentazione che parte dalla popolare della città. Se la città è popolata ci sono anche meno posti dove i turisti possano soggiornare, diciamo, nel senso, e mi riferisco logicamente alle affittanze turistiche, e poi noi poniamo anche un limite, una soglia, nel senso che noi riteniamo, e su questo un'interlocuzione col prefetto ce l'abbiamo, noi riteniamo che ci siano dei limiti proprio legati anche alla sicurezza delle persone. Le calli sappiamo come sono, le corti sappiamo come sono, i mezzi di trasporto sappiamo quanto tengono, quindi
il prefetto dovrebbe cercare di darci una mano e di indicare qual è la soglia limite oltre cui la città va in sofferenza e anzi va in pericolo e le persone vanno in pericolo. Quindi quella dovrebbe essere la soglia che dice oltre questa soglia, ma non per chiudere la città, perché naturalmente la città deve essere aperta a tutti, non esiste che si paghino 50 o 5 euro. Noi dobbiamo pensare che questa è una città, non è un museo, non è Disney, è una città come le altre, certo con delle unicità particolari come quella di un perimetro limitato, e quindi occorre saperla usare e saperla vivere, e purtroppo occorre viverla, e i cittadini veneziani oggi in questi anni la vivono sempre peggio. Una città delicata e sempre a rischio per via anche delle acque alte eccezionali. Per ora c'è il Mose che tiene, però certo c'è preoccupazione per il futuro. Rispetto alla difesa di Venezia e della laguna, come vi muovete? Certo, allora questo è un altro tema fondamentale, il tema della manomissione della laguna. Insomma, noi siamo per non manomettere la laguna, siamo chiaramente contro lo scavo dei canali, siamo per le navi fuori dalla laguna. Quindi il tema Mose è un tema gravissimo, nel senso che sappiamo che, appunto, come lei ha detto, ha una durata limitata, quindi occorre studiare come. Si sono persi 40 anni perché per andare avanti col Mose si sono abbandonati tutti quegli studi che riguardano per esempio le altimetrie, le isole, no? Insula era stato creato proprio per far sì che ci fossero delle modalità diverse per salvare questa città. Quindi occorre da subito, occorreva appunto farlo prima, ma studiare queste modalità per far sì che questa città si salvi dalle acque alte, perché appunto sappiamo che fra 50 anni il Mose non servirà più, e quindi occorrerà ricorrere a questi strumenti, esperimenti che poi diventeranno vere e proprie realtà di sicurezza, che porteranno la città ad essere sicura dalle acque. Ecco, un momento difficilissimo per famiglie e imprese, diciamo, le imprese Porto Marghera. Qual è la vostra posizione? Beh, insomma, diciamo che la rigenerazione di Porto Marghera dovrebbe essere già partita. Allora, c'è qualche accenno, diciamo, sul piano della riconversione e dell'indirizzamento verso le nuove fonti energetiche, e quindi pensiamo all'idrogeno, però siamo in ritardo su quello. Abbiamo ordinato 94 autobus, lo ricordavo spesso in consiglio e anche con interrogazioni, 94 autobus a idrogeno che arrivano adesso, fra un mese circa. Non sappiamo bene, cioè dovevano essere anche create le strutture per rifornirli, non ci sono, quindi insomma la prossima amministrazione si troverà in regalo 94 autobus che non si saprà come far muovere. Ecco, quindi diciamo per lo sviluppo economico di Venezia, della città metropolitana di Venezia, i punti cardine quali sono? Allora, i punti cardine sono intanto il tema che a noi sta più a cuore, il tema dei giovani, e quindi i giovani perché devono trovare lavoro, perché devono rimanere a Venezia, perché altrimenti se ne vanno. E quindi sappiamo benissimo che oggi il lavoro non è più il lavoro di una volta, sappiamo che il lavoro è anche il lavoro da casa, il lavoro, insomma, non servono più strutture o ambienti, anche se sarebbe bene che ci fossero, che tornassero anche in città le grandi realtà che davano lavoro. E quindi spazi per i giovani che non ci sono, spazi perché possano produrre anche, visto che Venezia è città di cultura, possano produrre cultura e arte, e poi il tema per noi importantissimo del lavoro culturale, e non solo, del lavoro inteso come lavoro gestito dall'amministrazione, e quindi l'internalizzazione dei servizi. I servizi pubblici, mi riferisco in modo particolare ai musei, ai lavoratori di musei, ai lavoratori stessi anche dei trasporti, se gestiti direttamente centralmente potrebbero essere molto più efficienti, potrebbero dare un servizio migliore e potrebbero anche essere dei lavori appunto buoni, nel senso non sono lavori dati a cooperative, dati ad appalti, e quindi insomma i nostri giovani potrebbero veramente trovare un lavoro sicuro, valido, adeguatamente retribuito direttamente dall'amministrazione, direttamente dal comune, dal centro.
Grazie a Giovanni Andrea Martini, candidato sindaco alle prossime elezioni di Venezia. Grazie Martini. Grazie a lei. Grazie. Buon lavoro. Grazie a voi tutti. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Tony Esposito e Tony Polla e torniamo subito, state con noi. Ora andiamo a Belluno, dove al San Martino sono state presentate le nuove sale nel reparto di urologia. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani. Sì, siamo in una delle due nuove sale operatorie appena ristrutturate all'interno del San Martino di Belluno. Sono con il commissario dell'ULSS, dottor Giuseppe Dal Bene, con il dottor Marcello Repele, che è il primario di urologia. E allora diciamo che queste nuove sale operatorie sono state realizzate in poco più di 3 mesi, 176.000 euro l'investimento, un investimento, dottor Dal Ben, che naturalmente amplifica le capacità dell'urologia di Belluno. Sì, è un investimento importante non tanto nella cifra quanto appunto nell'ambito di una progettazione globale di rivisitazione e ristrutturazione dell'intero blocco operatorio del San Martino di Belluno, blocco che ricordo ha 5 sale operatorie più la sala di emodinamica e la sala ibrida. In questa fase abbiamo appunto ristrutturato, rivisitato le sale della urologia e quindi sono sale che sono state rivisitate, riviste e ristrutturate secondo gli ultimi standard previsti dal punto di vista sia murario che tecnologico. Urologia che ha registrato, dottor Repele, un'impennata di prestazioni ma anche di interventi. Sì, è stato un anno, il 2025, molto favorevole. Abbiamo avuto circa 9.200 prestazioni ambulatoriali, 600 ricoveri, di cui una quarantina di questi ricoveri sono stati sottoposti a interventi di chirurgia robotica, e i primi 4 mesi del 2026 promettono molto bene. Anche qui siamo in ascesa, per cui è stato un investimento che all'unità operativa ha portato sicuramente più pazienti proprio per le caratteristiche, insomma, della ristrutturazione. Ecco, questa ristrutturazione che porta naturalmente dei benefici sia al personale sanitario che opera all'interno di queste due sale che dei pazienti. Senza ombra di dubbio, perché rimodulando gli spazi e ricavando ulteriori spazi abbiamo delle sale un po' più ampie, abbiamo dipinto, chiamiamo così, le sale operatorie con dei colori più tenui, quindi con un miglior comfort per il paziente nel momento in cui deve essere addormentato. Ecco, dottor Dal Ben, l'ultima battuta con lei, perché naturalmente gli interventi di restyling, di ristrutturazione, di rimessa nuova del blocco operatorio non si concludono qua. State già lavorando per la sala operatoria a servizio dell'ortopedia? Sì, ci manca quest'ultima sala, la terza sala appunto che fa parte di quest'ultima fase progettuale, che è quella destinata all'ortopedia e che ha già cominciato a, come dire, sviluppare i primi interventi. Insomma, ecco, contiamo nel giro di 2 mesi di avere anche questa completamente rivisitata e ristrutturata. Un lutto per l'Università di Padova, la morte del professor Adone Brandalise, maestro del pensiero critico. È mancato a 76 anni il professor Adone Brandalise, filosofo ed intellettuale, per anni professore di teoria della letteratura all'Università di Padova, dove è stato anche direttore del Master di Intercultura. Brandalise era nato a Pistoia nel 1949, ma fu a Padova che legò la sua carriera accademica. Qui infatti si laureò nel 1972 con Vittore Branca, attivo fino al 2019, anno in cui prese commiato dall'Ateneo. Per intere generazioni di studenti Brandalise non fu solo docente, ma un maestro che con la sua sterminata cultura fu strenuo sostenitore del pensiero critico. Il suo approccio, sempre aperto, attraversato da discipline diverse e da una curiosità instancabile, ha lasciato il segno duraturo nella nostra comunità accademica, ha dichiarato la rettrice Daniela Mappelli. Di lui resterà non solo l'eredità fatta dei suoi scritti, studi e insegnamenti, ma soprattutto il ricordo di una presenza viva, capace di interrogare, di coinvolgere, di far pensare.
L'Università di Padova si stringe intorno alla sua famiglia, conclude la rettrice, alle sue allieve, ai suoi allievi e a tutte le persone che lo hanno stimato e apprezzato. Spesso si parla di salute mentale per la situazione grave per tante famiglie dovuta alla presenza di persone che hanno bisogno di cure e che non possono riceverle. A Padova se ne è parlato in un festival che si chiama Robe da Matti. Vediamo. Matto a chi? Uno slogan, ma soprattutto una riflessione sul concetto di normalità. Cosa è veramente normale? Cosa si può definire folle? E Robe da Matti è il festival ideato e promosso dalla cooperativa sociale Solco, che quest'anno festeggia la 10ª edizione. La rassegna si aprirà il 15 maggio con la consueta anteprima È quasi Robe da Matti nella sede della cooperativa, con talenti emergenti, visite guidate e street food, e proseguirà poi il 5 e 26 giugno all'Auditorium Santa Caterina di Treviso con veri e propri spettacoli. Per noi è un grandissimo traguardo perché parliamo ancora e nuovamente, costantemente di salute mentale, perché di questo il festival vuol fare portatore. Portiamo avanti la bandiera della sostenibilità sociale ed economica. Solco, come abbiamo più volte detto, è una cooperativa sociale tipo B che si occupa di inserimento e formazione al lavoro di persone che hanno prettamente un disagio mentale. Lo facciamo attraverso la produzione. Matto a chi riprende una battuta che tante volte facciamo soprattutto nelle nostre discussioni quando vogliamo sostenere il nostro punto di vista, però ci fa riflettere molto, ci fa riflettere sull'idea che abbiamo noi della salute mentale. Il tema del lavoro non è un tema secondario e soprattutto è dimostrato che con problemi di salute mentale comunque si può essere ottimi lavoratori. La rassegna mette in discussione luoghi comuni e pregiudizi, rompe i tabù, crea consapevolezza e soprattutto occasioni di incontro e crescita con l'intera collettività, in un contesto che vede l'aumento di queste difficoltà. Purtroppo il tema della salute mentale lo vediamo, è in forte aumento. Quello che noi cerchiamo però di mandare come messaggio è che la salute mentale non è solo la cronaca nera, ma c'è molto di più. Un festival insomma che prende in prestito il linguaggio dell'arte e del teatro per coinvolgere cittadini, istituzioni, servizi sanitari e imprese. Servizi Federico Fusetti, stasera Focus alle 21:20, gli ospiti Massimo Venturato, Domenico Presti, Mirko Artuso, Stefano Dall'Agata, Alessandro Dianin e Nicola Franzoni. È tutto, grazie ai nostri tecnici Tony Esposito e Tony Poll. Buona giornata.